Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Illuminato dalle prime luci dell'alba, oggi mi trovo a Cavallino Treporti, invitato all'inaugurazione della pista ciclabile sospesa più lunga d'Europa. Una vera meraviglia. Ci sarà questa sera e allora perché nel frattempo non farvi vedere un itinerario stupendo che parte proprio da qui per arrivare a Venezia tramite il traghetto dove imbarcherò la bici per andare sulla ciclabile delle Barene e molto altro. Oggi sarà un'esperienza incredibile e voglio portarvi con me. Cavallino Treporti è una penisola litoranea che va a dividere il mare Adriatico dalla laguna qui a nord. Questo davanti ai miei occhi è il canale Pordelio che va a dividere Cavallino dalla laguna. Inoltre il fiume Sile a nord-est va a delimitare il confine tra Cavallino e Jesolo. Questa sera avrò l'onore di mostrarvi l'inaugurazione di un tratto di ciclabile sospesa qui sulla laguna, qualcosa di incredibile. Nel frattempo mi porto verso Punta Sabbioni, dove andrò a prendere il mio primo traghetto per poi mostrarvi dal mare addirittura Venezia e Piazza San Marco. Tantissima aria, mi sono dovuto mettere anche la giacca. Da Punta Sabbioni ho preso il traghetto, la linea 14, che mi porta qui al Lido di Venezia, una isola stretta e lunga 12 km, una delle poche qui a Venezia, nella laguna, dove è possibile anche transitare con l'auto. Lì in lontananza vedo Venezia, ma per raggiungerla devo prendere un altro traghetto che farà un percorso spettacolare che mi porterà all'isola del Tronchetto, ma passando da uno dei due canali più grandi di Venezia, la Giudecca. Un qualcosa di incredibile mi aspetta. Un piccolo trasferimento verso il terminal San Nicolò in bici e poi da lì mi imbarco nuovamente. Sono in bici ma non posso fare a meno di scendere e camminare per vivere appieno questo momento. Vedere Venezia da qui è sicuramente molto emozionante, ma anche il respirare un po' la laguna, vedere le imbarcazioni in questa stupenda giornata. Le immagini non renderanno mai giustizia a questo momento, è un'esperienza veramente da provare e la sto godendo a pieno. Arrivato San Nicolò, adesso aspetto arrivi il ferryboat che mi porterà al Tronchetto. Ed ecco qui la zona di imbarco. Arrivato all'isola di Tronchetto, è un'isola artificiale dove termina la rete stradale e ci sono vari parcheggi, la sede dei servizi pubblici e dove si prendono i traghetti per andare verso il centro di Venezia. Adesso mi dirigo verso il Ponte della Libertà per poi andare verso il Parco San Giuliano e la ciclovia delle Barene. Lo spettacolo non finisce qui. Dopo l'emozionante Ponte della Libertà arrivo al Parco San Giuliano, un polmone verde per chi è della zona, ed ecco qui ritornato in una strada non trafficata e nel verde.
ciclabile delle Barene, perché questi terreni durante i periodi di alta marea vengono sommersi, quindi durante l'anno hanno anche un periodo in cui sono sott'acqua. Lì in fondo posso vedere il Ponte della Libertà e lo skyline di Venezia, dove sono appena stato. Ma anche da questa prospettiva è veramente affascinante. Il percorso di oggi, 82 km tra asfalto e sterrato. È completamente pianeggiante, bisogna prevedere che ci sono due imbarcazioni da prendere, entrambe ci mettono una mezz'oretta circa di navigazione, una adibita a passeggeri e bici, però se si trovano giornate dove c'è un grosso afflusso di bici bisognerà anche aspettare il traghetto successivo, questa è a discrezione del comandante. Mentre il secondo, il ferry boat, che può trasportare anche autovetture e quindi non dovrebbero esserci problemi di dover aspettare qualche turno. Non è un percorso impegnativo, chiaramente bisogna considerare le proprie capacità essendo una bella lunghezza, ma è sicuramente spettacolare ed emozionante e secondo me si può fare tranquillamente in tutti i periodi dell'anno. I colori e le emozioni saranno diverse e anche l'abbigliamento. Lungo il percorso troviamo anche il Forte Bazzera. Attorno c'è un fossato riempito d'acqua, l'ingresso è libero, questa era una ex polveriera del 1910. Questa è la struttura del Forte Bazzera, lì in alto, nascosta dagli alberi, c'è anche una torretta, lì un altro edificio. Sono del 1910, sono stati creati perché c'è stata una grande richiesta di artiglieria e quindi servivano anche le polveriere dei forti. Un unico ingresso, quindi per poter sorvegliare che non venisse attaccato, ed è un qualcosa di interessante. Arrivato a Tessera, adesso vado a fare un po' di asfalto su strade secondarie per portarmi a Quarto d'Altino, dove seguendo il Sile sarò di nuovo in mezzo alla natura. Ho passato da poco Porte Grandi e sto andando verso Caposile. Davanti a me invece ho il mio punto di partenza Cavallino e un po' più a destra Cavallino Tre Porti. E questo è il tratto di laguna, un qualcosa di incredibile pensare che quella piccola penisola divide un habitat così particolare e pazzesco dal litorale dove d'estate ci si gode la tintarella. Mi sembra di essere in un ambiente surreale. Di fronte a me una lingua di asfalto immersa nel verde, nella laguna. Flora e fauna principali, protagonisti di questo giro, in questo tratto, seconda parte, e uno skyline in lontananza di una città. Sembra di essere in un luogo delle favole, fantastico. Arrivato alle porte di Cavallino mi teletrasporto all'inaugurazione. Arrivato in via del Pordello, purtroppo 3 ore in anticipo, ho avuto degli imprevisti a casa e non riuscirò a essere presente all'inaugurazione di questa stupenda pista ciclabile a sbalzo che sarà la più lunga d'Europa, addirittura con una vista sulla laguna di Venezia, patrimonio dell'umanità, UNESCO. Alle mie spalle vediamo un altro tratto, anch'esso inaugurato dei primi 3,5 km, 1,2 km a sbalzo. Si pensa, dopo questo record, di essere riusciti a eseguire questo primo tratto
già per l'estate a completare l'opera con 2 anni di anticipo grazie alle tecnologie utilizzate. Vi farò vedere delle immagini, è veramente un qualcosa che merita e sono orgoglioso di farvelo vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, al prossimo e ciao da Federico.